giorno d'estate, un operaio di provenienza contadina con labbra e denti belli e forti, essendo molto caldo e il ferragosto vicino, approfittò delle serie al mobilificio dove lavorava per andare al mare, a Jesolo. Aveva quasi 40 anni, era vedovo e non era mai stato in villeggiatura al mare. Chissà perché aveva scelto Jesolo. Forse perché aveva sentito parlare in fabbrica che ci sono molti camping, uno in particolare dal nome Metropolis, e che si possono fare molte conoscenze. L'uomo si chiamava Bruno, aveva una tenda canadese abbastanza grande, tutta l'attrezzatura e un'automobile. Partì il mattino presto del giorno 7 e arrivò verso mezzogiorno. Era eccitato, allegro e perfino un po' sbruffone, come tutte le persone che hanno soltanto 20 giorni di ferie e sono sole, semplici, ignoranti e abbastanza buone. Arrivò a Jesolo, cercò il camping che però era pieno. Insistendo perché non conosceva altri, ebbe lo spazio per la tenda, accanto alla rete metallica che divideva l'interno del camping dalla strada. L'automobile dovette lasciarla lontano, in mezzo ai cespugli. Di là dalla strada, sotto piccoli pioppi impolverati, c'erano altre tende e roulotte, e oltre queste il mare. Bruno si diede subito da fare per montare la tenda e all'una aveva già finito. Fuori della tenda sistemò il tavolino e la seggiolina pieghevoli, il fornello e la bombola. Aspettando che l'acqua bollisse per gli spaghetti, fece un giro per il camping. Vide i gabinetti e le docce. Seppe che l'acqua calda c'era soltanto al mattino, verso le 6, e che non c'era luce elettrica per la tenda. Il camping era affollatissimo, non c'era un metro quadrato libero e si considerò molto fortunato della sistemazione, tanto fortunato che si stropicciò le mani. È vero, c'era molta polvere e nemmeno un filo d'erba, ma tanta gente e tanti bambini della sua stessa condizione sociale e anche molti operai tedeschi. Tornò alla tenda, l'acqua bolliva e versò gli spaghetti. Aspettando che cucinassero gli spaghetti, il sugo era già pronto in un barattolo ermetico, vide davanti a sé, proprio all'entrata del camping, un'automobile con radiotelefono e una scritta sulle portiere. La scritta diceva «Corvo selvaggio». Andò dal cappellone sorvegliante della garitta d'entrata accanto alla sbarra e si informò. Si avvicinò un uomo molto robusto, alto e muscoloso. Era proprio lui, Corvo Selvaggio. E il ragazzo fece le presentazioni, dicendo a Corvo Selvaggio che Bruno era un nuovo ospite. Chiacchierarono un po' e poiché erano pronti gli spaghetti, Bruno invitò Corvo Selvaggio alla sua tavola per fare conoscenza. Corvo Selvaggio non accettò il pranzo, ma accettò di sedersi accanto a Bruno mentre questi mangiava. Gli raccontò che faceva l'orologiaio a Milano e che ogni anno, nei giorni di Ferragosto, si offriva volontariamente per la vigilanza notturna del camping. Badava alla morale, che non entrassero disturbatori, donne poco serie, ubriachi o teppisti. Era campione di karate e ogni anno era costretto a spaccare braccia, gambe e mandibole a qualcuno. Prima però avvertiva, per cortesia, per gentilezza, e contava fino a 3. Era anche lui vedovo e senza figli. Dopo pranzo l'uomo fece un sonnellino, ma fu svegliato dal caldo rovente, dal sole che batteva sulla tenda e dall'assenza d'aria. Alle 5 indossò il costume da bagno,
consegnò il portafoglio al cappellone sorvegliante e andò verso il mare attraverso le tende e le roulotte. La spiaggia e anche il mare, piatto come la spiaggia, erano pieni di gente, ma egli fece lo stesso un piccolo bagno, tentando di vedere il fondo ma senza riuscirci, a causa appunto delle alghe rossastre. Poi distese l'asciugamano in un posto libero e si sdraiò. Dormì a lungo, perché quando si svegliò era già il tramonto. La spiaggia era quasi deserta e sul mare, a piccola distanza, un bragozzo veneziano con la vela color arancione e un grande sole a lingue di fuoco dipinte sulla vela si allontanava in quel momento con un suono di trattore. Tornò alla tenda, andò alla doccia, che era fredda, si rasò e poi si cambiò d'abito. Si spruzzò in faccia un po' di profumo. All'entrata incontrò Corvo Selvaggio che invece era in pantaloncini corti e canottiera, come al mattino. Parlava con delle ragazze, anche loro già pronte per uscire, ma si sarebbe detto incerte sul da farsi e senza appuntamenti precisi. Corvo Selvaggio disse: Io di qui non mi posso muovere. È mio preciso dovere. Da quest'ora in poi comincia la cagnara. Corvo Selvaggio presentò Bruno alle ragazze, che erano 4, e stettero un po' lì a chiacchierare. Le une non conoscendo i propri progetti per la serata, né quelli di Bruno, che a sua volta non li conosceva. Bruno era un bell'uomo, dall'apparenza molto più giovane dei suoi anni, ma era timido, poco pratico. Si vergognava di unirsi alla compagnia delle ragazze, che tra l'altro erano tutte molto giovani e carine, meno una. Si azzardò a chiedere: Andate a ballare? Ma forse sì, risposero 2 delle ragazze. Avete mangiato? Sì, risposero le ragazze. Io no. Mangerei molto volentieri una pizza. Qui vicino c'è una birreria pizzeria. C'è anche la pasta da ballo, disse una delle ragazze che si chiamava Ines. Le altre si chiamavano Maria Rita, Sandra, Olis. Erano tutte e 4 profumate e molto ben truccate con la purpurina sulle palpebre. Bruno le invitò ad accompagnarlo e a bere una birra mentre lui mangiava la pizza. Accettarono, con l'aria di farsi invitare malvolentieri, ma tanto per muoversi. Bruno chiacchierò molto con le ragazze, che invece parlavano poco. Ballò parecchio. Aveva passato la gioventù a partecipare a gare di ballo. Così, oltre la birra, le ragazze accettarono anche la pizza. Mangiavano con molta educazione, tenendo bene le posate tra le dita e a piccoli bocconi. Erano infatti impiegate, come Bruno aveva sospettato. Maria Rita, che era la più vecchia delle 4, non era malvagia, ma la più bella era Ines, che era anche la più giovane e quella che rideva di più. Nonostante la timidezza, la discrezione e le ragioni d'età, Bruno pensò che era quella che gli piaceva di più. Dopo le pizze, la birra e i balli, fecero un lungo giro a piedi e tornarono indietro al Metropolis. Le ragazze mostrarono la loro tenda, con lo specchio e molti vestiti appesi, anche lunghi gli parve, e gli offrirono un whisky. Poi Bruno andò a dormire. Durante la notte, ma nel sonno, essendo a 2 metri dalla strada, fu disturbato molte volte da automobilisti che partivano di colpo facendo stridere le gomme. E verso il mattino fu svegliato dalla voce di Corvo Selvaggio che diceva: vi avverto per il vostro bene, vi avverto in tempo.
Se vi avvicinate sarò costretto a distruggervi, a disintegrarvi. Attenzione, uomo avvisato, mezzo salvato. Per cortesia conterò fino a 3. 1. Ci fu una pausa rotta da un fischio e da una sghignazzata. 2. Altra pausa di assoluto silenzio e il rumore delle ciabatte giapponesi di Corvo Selvaggio che si avvicinava. Poi, subito dopo un brontolamento, uno scalpiccio di persone che correvano. Corvo Selvaggio disse 3, con una specie di urlo. Subito dopo Bruno si addormentò. Passarono i giorni, anche il Ferragosto, con i fuochi artificiali visti dal Bragozzo sul mare insieme alle ragazze. Bruno frequentava spesso la tenda delle ragazze e gli piaceva Ines. Non c'era niente da fare. Lei aveva capito, senza che fosse stato lui a farglielo capire. E talvolta sbuffava, talvolta accettava di andare a mangiare la pizza con lui. Bruno vide molto poco il mare e fece soltanto un bagno, perché le ragazze stavano quasi sempre in tenda, a pettinarsi, a truccarsi, a cambiarsi e a scambiarsi i vestiti. Spesso Bruno faceva da cuoco quando le ragazze invitavano amici a mangiare in tenda. Prima tutti lo chiamavano signor Bruno, poi Bruno e i ragazzi si davano del tu. Bruno era felice. Aveva fatto molto bene a scegliere Jesolo e il camping Metropolis. Una sera andarono tutti al Luna Park. Era immenso. E al castello incantato, Ines, che era seduta accanto a Bruno, quando saltò sullo scheletro, si rinacchiò contro di lui. Il 18 di agosto le ragazze partirono. Bruno restò ancora 2 giorni. Il camping si era svuotato e poi partì anche lui. Prima di partire scrisse un reclamo che consegnò alla direzione per la poca pulizia delle docce e soprattutto dei gabinetti. Corvo Selvaggio rimase. Bruno andò a salutarlo nella sua piccolissima tenda dove durante il giorno Corvo Selvaggio riparava qualche orologio dei campeggiatori. Bruno tornò in mobilificio. Passò settembre, ottobre, novembre e quasi tutto dicembre. Si era tenuto in contatto con Ines. Scrisse 2 cartoline, una dal Lago Maggiore. Telefonò una volta alla PR dove Ines lavorava. Era stata gentile, l'aveva invitato ad andarla a trovare. Il giorno 31 dicembre Bruno pensò di andarla a trovare. In fondo erano solo 5 ore di macchina. Arrivò al paese di Ines che era vicino a Jesolo. Cercò la sua casa all'indirizzo che aveva, ma Ines non c'era. La madre gli disse che era andata in montagna con la compagnia. Bruno mangiò in una trattoria del paese dove alla sera si facevano grandi feste, a cui si iscrisse per la lotteria, e dormì in un albergo verso Jesolo. Il mattino dopo andò a Jesolo per rivedere il camping. Lo trovò a stento. Tutto era deserto, irriconoscibile. Non c'erano le pagliarelle. I gabanetti e le docce erano sbarrati con delle tavole rose dal salso. Non una roulotte, una tenda. Niente. Questo non se lo aspettava. Lì c'era la macchina di Corvo Selvaggio. Qui la mia tenda. E cercava qualche segno, qualche cartaccia, una bottiglia vuota, ma non c'era nulla, nulla di nulla. Attraversò la strada e andò verso il mare. Qui c'era la tenda delle ragazze e di Ines. Guardò il mare, che era furioso con grandi onde e spume, e uscì.
Fece due passi e, sbarrata anche quella da tavole, vide la pizzeria. Anche l'intorno fece un piccolo inventario. Qui c'erano i go-kart, lì il pollo allo spiedo, qui la tabaccheria dove Maria Rita ha comprato l'ambra solare e Ines è tornata indietro per cambiarla con un'altra crema. Le strade erano piene di sabbia portata dal vento a piccole dune. Non c'era musica, non c'era una macchina, non un profumo, nulla.